Qui Centro del Colore, Frank & Kim, dal 1946, le vernici a Brescia. Miro Dental Medical Center, a Lonato del Garda. Rodofile, arredare con stile, a Lumezzane. Centro anch'io, centro anch'io. Ben ritrovati a Centro anch'io, più centro di così, siamo ancora in Piazza Loggia, alle mie spalle i Match delle Ure, chi non li conosce. I matti delle ore sono stati installati nel 1581 sulla cima della torre dell'orologio. La campana è in bronzo, mentre le due statue sono in rame e vengono chiamate Tone e Batista. Il modello a cui sono ispirati è il campanile dei Mori in piazza San Marco a Venezia del 1496-1499. Infatti Brescia era sotto il dominio della Serenissima. Il quadrante dell'orologio, che fu realizzato tra il 1544 e il 1546 da Paolo Gennari di Rezzato e dipinto in seguito da Giovanni Jacopo Lamberti, è diviso in 3 fasce. All'esterno le ore del giorno, nella fascia media i segni zodiacali e al centro le fasi lunari. Stampenta che tende, chissà quante volte ce lo siamo sentito dire questo detto, vediamo se qualcuno se lo ricorda e se lo vuol ripetere. Stampenta che tende. Sta in piedi intanto che ti vendo. Quindi Ti mollo. Mollo. A una donna lei ha detto stampenta che tende. Ah beh, no, non l'ho detto una donna. Stai in piedi intanto che ti vendo. Cioè, secondo metafora, sei un po' arrabbiato, stai sistemando un aggeggino da un po' di te. Sei arrabbiato davvero? Abbastanza, dai. Io mi esposto allora. Allora, stai riparando un aggeggino e dici stampenta che tende. Stai a posto intanto che ti metto a posto. Ah beh sì, stai in piedi tanto che ti vendo ed è come per dire sì, devo venderti, sta lì, ti raccomando. Poi magari fa quello che vuoi, se vuoi cadere. Dai, lasciamo perdere, dai. Boh, non lo so. Vuol dire star bene di salute finché si può. Sì, poi non la sapevo così. Stampenta che tende, dai, stampenta che tende. Cioè di funzionare, se si vende una macchina che non è un catorcio, di stampenta che te vende, dopo spaghetti dopo, no? Cioè una cosa, almeno... Stampenta che tende. Bravo, stampin, figate, cosa vuol dire? Che vuol dire, Tiziano? Ah, vuol dire che l'ho fatto bene e lo tengo bene a posto finché lo vendo. No. Lo devi vendere, sempre, vuoi sempre lucrare. No, io do tutto quello che c'ho, guarda. Quel che do tutto loro qui, non mi interessa niente. Tutto? Tutto. Fammi vedere che sei messo bene intanto che ti vendo, intanto che ti propongo. Preparatissima la signora. Stampenta che tende, insomma. Mamma mia, no, non ho mai sentita questa. Vergognarsi, È bresciana questa cosa. Pugliese. Non l'ho mai sentita. Senti, stampenta che tende. Stai in piedi intanto che vendo. Che ti vendo? Quindi? Non lo so. Stampenta che tende. Ma non la so. Stampenta che tende, perché sennò ti burla sotto, non te ne fai strada. Ma tutti i suoi detti hanno, diciamo così, un riscontro sulla strada. Sulla strada, sì. Anche non essendo in casa, in strada, anche in casa, sul lavoro, dappertutto. Sta attento. Anche una raccomandazione a me. Anche a lei, sì. Questo è un tentativo di corruzione, che vuole che glielo dica? Sì. Il signore è preparatissimo, il signore è bresciano Doc, vero? Doc, sì, meridionale, Terrone, Messina, provincia. Un po' lontano da Brescia. Salutiamo i messinesi? Sì, ciao. Come si saluta a Messina? Saluti e baci. Niente baci però, No, non lo so, non sono bresciana. Stampenta che tende, che vuol dire? No, non è una domanda. Non capisco, è davvero, Dov'è? Ah, beh, non si dice di dov'è. Stampenta che tende, questo era facile, ce lo siamo sentiti ripetere tante volte probabilmente. Sta in piedi intanto che ti vendo, detto di oggetti rattoppati alla buona. Arrivederci e grazie, alla prossima puntata, ciao! Centro anch'io.
Qui Centro del Colore, Frank & Kim, dal 1946, le vernici a Brescia. Miro Dental Medical Center, a Lonato del Garda. Rodofile, arredare con stile, a Lumezzane.